e sono sempre sincera con Dio. Forse non ho capito bene, Signore. Una volta ho chiesto a Dio, sono così asina che non ho capito bene quello che tu mi hai detto. E devo tornare indietro. E ogni volta che faccio questa domanda a Dio non dà quella risposta che aspetto. Ma Lui mi fa vedere quello che Lui sta facendo mentre aspetto. Grazie, ho bisogno di tanto. Mentre aspetto, Dio ha fatto tante cose. Un giorno avrò l'opportunità di parlare di ogni miracolo che Dio sta facendo in questi 3 anni. Perché a volte le persone mi chiedono, ma come? Come è successo certe cose? Come è successo questa cosa? Non lo so, Dio ha fatto. Ah, ma tu hai già fatto questo? Sì, ho già fatto questo, ma Dio ha fatto un'altra cosa. Ho già chiesto questa cosa, ma Dio ha fatto un'altra. Un esempio, solo uno. Quando sono arrivata qua, ho detto a mio marito, non voglio lavorare. Voglio restare a casa con i miei bambini. Prendere cura della mia casa, non voglio lavorare. Vado a lavorare solo se il lavoro viene nella mia mano. Ho detto questo, non ho chiesto lavoro a Dio. In un certo momento, mio marito arriva a casa e dice, ho un invito per te. In mio capo c'è un lavoro e lui mi ha chiesto se tu non vai lavorare con noi. E in quel momento Dio mi ha fatto ricordare di quello che ho detto. Perché ho detto, vado a lavorare se il lavoro viene nella mia mano. E in quel momento mi sono ricordata di quello che ho detto. E oggi lavoro. Oggi lavoro in quell'azienda, che è una benedizione per la nostra famiglia. Quelle persone sono persone che Dio sta veramente usando per benedire la nostra vita. In un altro momento posso parlare di tante cose che loro hanno fatto nella nostra vita per noi e non ho dubbio di che Dio sta facendo questo. È Lui che sta facendo, non sono io, perché io non sono capace. Non è perché perché sono brava, non è per questo. È perché Dio sta facendo. Amen? Amen. La seconda cosa che quelli guerrieri hanno fatto per essere così importanti e citati nella Bibbia, hanno dato il meglio di sé. Uno di loro ha ucciso 800 uomini da solo. 800 uomini da solo. Questa è una cosa incredibile. Un altro ha combattuto fino a non avere più forza.
E un altro ancora è rimasto da solo sul campo mentre tutti gli altri fuggivano. E Dio gli ha dato la vittoria. Sai cosa avevano in comune? Non si arrendevano, non lasciavano la loro posizione, si sentivano responsabili. Anche se erano pochi, hanno fatto quello che altri avevano abbandonato. E noi? Quante volte alla prima difficoltà vogliamo già mollare? Alla prima lotta diciamo, Signore, non ce la faccio più, non riesco. Ci scoraggiamo, abbiamo paura, perdiamo la fede. Ma loro hanno combattuto fino quasi a morire. E Dio ha dato loro la vittoria. C'è una frase che forse solo le donne capiscono. Perché quando era incinta di Anthony, ho scelto di fare un parto naturale, normale. E mentre parlava con la mia mamma mi ha dato tanti consigli, ma una cosa che lei mi ha detto e non ho dimenticato mai, perché questa frase è nella mia mente fino ad oggi per qualsiasi difficoltà, per qualsiasi situazione difficile. Mia mamma mi ha detto così perché lei ha avuto 3 parti normali e lei mi ha detto così: quando pensi di stai per morire, è lì che nasce. E questo è successo veramente con me. Ho provato questo nel mio corpo. Quando non riusciva mai a fare forza, niente. Quando ho pensato, Dio, non riesco, Anthony è nato. Esattamente così. E nella vita è così. Quando sembra che non ce la fai più, quando ti senti debole, quando vuoi mollare, è proprio lì che Dio ti rafforza. E ti fa vedere che è Lui che combatte per te. Perché come è scritto in 2 Corinzi 12:9, è proprio nella nostra debolezza che si manifesta la forza di Dio. Non riusciamo a essere forti e coraggiosi se non abbiamo Gesù. Non c'è modo. Puoi provare di fare tutto questo da soli. Non riesci. Vuoi essere forti e coraggiosi? Chiede a Dio. E non cerca di fare niente da soli. Chiede a Dio. Dio, ho bisogno di forza. Lui ti dà opportunità di vivere situazioni che deve essere forti. Dio mi dà coraggio. Dio ti darà situazioni per essere coraggiosi. È così. La terza cosa che quegli uomini hanno fatto, sono andati fino alla fine. Sono andati fino alla fine. Questi uomini perseverarono. La Bibbia dice che uno di loro teneva la spada così forte che la sua mano era attaccata alla spada. Lui ha combattuto tanto, con tanta forza, che non riusciva a lasciare la spada. Non riusciva più a lasciarla. E questo è perseverare.
non hanno abbandonato la battaglia. E questo è perseverare fino alla fine. E anche noi, come Chiesa, come famiglia, nella nostra casa, nel nostro lavoro, nella vita, viviamo situazioni che durano nel tempo. Il mio tempo non lo so quando finirà. Continuo a aspettare. E tante cose possono cambiare mentre aspettiamo una cosa succedere. A volte cambia la nostra routine, a volte perdiamo il nostro conforto, a volte ci sentiamo messi alla prova. Chi aqui sta passando per una prova? Senza paura. Quem aqui? Amém. Tutti noi siamo messi alla prova. Ma c'è una cosa che dobbiamo decidere: non arrenderci. Non arrenderci. Dobbiamo avere la certeza che Dio sta operando anche quando non vediamo nulla. Dobbiamo andare fino alla fine, perché sappiamo che il nome del Signore sarà glorificato in questa situazione. Perché quello che Dio sta facendo, só Lui può farlo. Io sono in un momento di questa situazione in cui vivo oggi, che non posso fare assolutamente nulla. Niente, non c'è niente che io possa fare. Devo aspettare. Tutto quello che ho potuto fare, ho fatto. È tutto a posto. Ma in questo momento non posso fare nulla. E a volte penso, Dio, sono qua io di nuovo, chiedendo la stessa cosa. Ma non mi dimentico, chiedo sempre. Metto sempre davanti al Signore. Fino a quando Lui mi darà una risposta definitiva. E ho già detto a Dio, ho parlato una volta con Luciano, ho detto questa settimana ho pregato così: Dio, adesso sono in una situazione che per me non c'è una uscita. Se tu mi dici vai via, non voglio andare via, ma se tu mi dici questo, io vado. Ho pregato così. Un giorno dopo, una persona mi chiama. Ah, puoi venire qua? Dobbiamo fare questo. Ok, Signore. Ok, Signore. Ho capito, non devo andare via adesso. Devo aspettare un po'. Perché la mia volontà è fare la volontà di Dio. Sia qua, sia in Brasile, sia in qualsiasi luogo. È questo che cerco di fare sempre. È difficile, è pessimo. Perché veramente non voglio andare via, voglio restare qua. Ho combattuto tante cose per stare qua. Ho vissuto tante cose per stare qua. E Dio sa che non voglio andare via. Ma la mia volontà non è più importante che la volontà di Dio. E è difficile di imparare questo. E a volte prego, Signore, devo tornare indietro con paura di che Lui mi dica sì. Ma sto imparando ogni giorno a cercare la volontà di Dio prima di qualsiasi cosa. Perché se parlo questo per Anthony,
lui prepara la valigia in 10 minuti. Perché lui in questo momento è adattato a vivere qua. Lui sta imparando ogni giorno a amare questo luogo. Ma è stato difficile per lui da quando siamo usciti di Brasile. Sempre è stato difficile per lui. Ma uso sempre la mia autorità per parlare con lui. Anthony, siamo qua perché abbiamo deciso di fare il meglio per voi. Se un giorno tu decidi di andare via, di tornare quando for più grande, è una decisione sua, tua. Ma in questo momento uso la mia autorità per dire: cerco di fare il meglio per voi, per te e per la tua sorella, e anche per noi, per me e per mio marito. Ma prima di tutto chiedo sempre a Dio: Signore, è questo che tu vuoi per noi? E è così difficile perché loro sono bambini, sono lontano di tante persone. Ma Dio ha messo nella nostra vita tante persone meravigliose, veramente. E sono così grata per quello che Dio sta facendo. E anche per le persone che Dio sta mettendo nella nostra vita. Ma vado fino alla fine. Dobbiamo andare fino alla fine. Perché è Lui che ti dà forza per non mollare. Amém? La quarta cosa, e ultima, quegli uomini hanno camminato per fede. Quegli uomini non avevano garanzie. Non sapevano come sarebbe finita. Però hanno rischiato tutto. Hanno dato la loro vita per qualcosa che ancora non vedevano. E Dio ha combattuto per loro. Tutti questi uomini hanno avuto grandi vittorie, al punto che i loro nomi sono rimasti registrati nella Bibbia fino ad oggi. A volte leggiamo la Bibbia e vediamo situazioni, persone che non hanno un nome registrato. Dio racconta quella situazione, quei miracoli che Gesù ha fatto per quelle persone, ma non c'è un nome lì. Non sappiamo il nome di quella persona. Ma questi uomini qua hanno i loro nomi fino ad oggi nella Bibbia, scritto. E oggi questa è la sfida anche per ognuno di noi. Chi siamo noi nella battaglia, nella difficoltà? Siamo tra i 30? Siamo tra i 3? O tra quelli che non sono nemmeno menzionati? E dico qua, non è una questione di apparire, di essere conosciuti. Non è questo. È una questione di posizione. Dove sei quando arriva la battaglia? Perché le battaglie arrivano, non le scegliamo. Non c'è un modo di fuggire
le battaglie arrivano. Ma Dio, con il suo grande amore, guarda il nostro cuore. Anche quando nessuno vede, Dio guarda il nostro cuore. Dio vede la nostra fede, Dio vede il nostro coraggio, Dio vede i nostri sacrifici. E ti faccio un'altra domanda. Cosa stai sacrificando a Dio? Quanto sei disposta a dare per vedere il proposito di Dio compiersi nella tua vita? È in Dio che troviamo tutto quello che abbiamo bisogno. È in Lui che troviamo la forza e il coraggio. Tutti noi affrontiamo battaglie difficili, tutti noi. Ma dobbiamo essere preparati. In Giosuè 1, 6-9, Dio dice a Giosuè 3 volte: sii forte e coraggioso, sii forte e coraggioso, sii forte e coraggioso. E questo vale anche per noi, per la nostra famiglia, i nostri fratelli e anche per i nostri figli. E questa è una cosa che penso sempre, spesso. Dobbiamo insegnare i nostri figli ad essere forti e coraggiosi. Dobbiamo insegnare loro a difendere la nostra fede. Dobbiamo insegnare loro a essere una influenza e non essere influenzati. Dobbiamo insegnare loro ad affrontare le difficoltà con saggezza e con fede. Ma c'è una domanda, un'altra. Come possiamo insegnare tutto questo se noi per primi non riusciamo a viverlo? Come posso insegnare i miei figli, i miei amici, i miei vicini a essere forti e coraggiosi se io non riesco a essere forte e coraggiosa? Se ogni volta che non succede quello che voglio, piango e non faccio nulla. Non prego, non consegno a Dio, non faccio niente. Come posso insegnare qualcuno a essere forte e coraggioso se io non riesco a essere? Se io non ho imparato a essere forte e coraggiosa? Come possiamo trasmettere qualcosa che non stiamo vivendo davvero? Non posso insegnare a qualcuno quello che non ho imparato. Come posso dare un consiglio a una persona? Perché la verità è questa: solo in Dio troviamo la saggezza da cui abbiamo bisogno. Solo in Lui troviamo la forza e il coraggio per andare avanti. Perché per essere forti e coraggiosi abbiamo bisogno di saggezza e dobbiamo chiedere a Dio che dà saggezza a quelli che la cercano. Se tu non chiedi saggezza, Dio non ti dà. Parece semplice, sembra semplice, ma non facciamo. C'è scritto nella Bibbia: chiedi. Cosa facciamo? Piango. Non è per piangere, è per chiedere. Chiedi a Dio. Dio ti dà forza, Dio ti dà saggezza, coraggio, direzione, soluzione, uscita,
risposta. Dobbiamo chiedere. Per finire, allora oggi vediamo il proposito, diamo il meglio, camminiamo per fede e andiamo fino alla fine. Restiamo in prima linea. Non è per fuggire. Restiamo in prima linea. Aiutiamo chi è più debole. Dobbiamo essere forti e coraggiosi perché c'è persone che hanno bisogno della nostra forza e del nostro coraggio. E siamo forti e coraggiosi perché sappiamo chi combatte per noi. E se sarà necessario dare tutto nella battaglia, come questi uomini qua hanno fatto, che sia per la gloria di Dio. E se sarà necessario dare tutto nella battaglia, non per essere conosciuti nel mondo, perché tante persone fanno cose che nessuno sa, che nessuno vede, ma Dio vede. Tante persone che ascoltiamo un racconto, ha fatto queste cose, ha fatto quella cosa. Quella persona ha parlato di Gesù per una persona e quella persona oggi prega per tante persone. Ci sono tante persone che fanno cose che nessuno vede. Non dobbiamo essere forti e coraggiosi per essere conosciuti per le persone di tutto il mondo, ma perché alla fine il nostro nome sia scritto nel libro della vita. Amen? Amen. Preghiamo insieme? Signore Gesù, Tu sei un Dio così buono per noi. Ti ringrazio tanto, Gesù, perché a volte ci sentiamo così deboli. Ma il Signore dice nella sua parola che basta che chiediamo a Te e Tu ci fai forti e coraggiosi. Ti ringrazio tanto, Gesù, perché quando siamo deboli, la Tua forza si manifesta in noi. Che sia sempre così, Gesù, nella mia vita, nella vita dei miei fratelli, nella vita di questa Chiesa, Gesù. Che possiamo essere forti e coraggiosi non per essere conosciuti, ma perché Tu conosca il nostro nome. Perché Tu conosca chi siamo. Non siamo qua per essere conosciuti per le persone e per il mondo, ma vogliamo che il mondo conosca il Signore attraverso di noi. Che il Signore ci faccia così forti e coraggiosi per fare il nome di Gesù conosciuto in tutto il mondo. In nome di Gesù. Amen. Lottiamo con armi di fede, in niente ci resisterà, finché
finché lo adoriamo. E tutte le difficoltà il nostro Dio le vincerà, noi lo adoriamo. Cominciamo dall'inizio, lottiamo con armi di fede. Lottiamo con armi di e niente ci resisterà finché lo adoriamo. E tutte le difficoltà il nostro Dio le vincerà, noi lo adoriamo. Vittorioso è nella tempesta, sì. Suo nome è infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai. Suo nome è immutabile. L'inferno non trionferà, dichiari nulla e nulla ci. Noi lo adoriamo. Canti ancora una volta. L'inferno no, l'inferno no, in nome di Gesù. E nulla ci impedirà, noi lo adoriamo. L'inferno non, l'inferno no, e nulla ci, noi lo adoriamo. E anche le mura cadranno, le catene si spezzeranno finché lo adoriamo. Oh, vittorioso è nella tempesta sei, suo nome è infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai. Suo nome è immutabile, vittorioso è nella tempesta sei, suo nome è infallibile, i re cambiano, ma Dio, suo nome è immutabile. Come un tuono impetuoso, Dio potente è, grandioso è, chi venga al cielo, noi dichiariamo Dio potente è, grandioso è, come un tuono
al cielo, noi dichiariamo il potente è, grandioso è, come un tuono impetuoso, il potente è, grandioso è, chi venga al cielo, noi dichiariamo il potente è, grandioso è. Come un tuono impetuoso, il potente è, grandioso è, chi venga al cielo, noi dichiariamo il potente è, grandioso è, come un tuono impetuoso, più potente è, grandioso è, chi venga al cielo, noi dichiariamo più potente è, grandioso. La Chiesa può dichiarare questo? Come un chi venga al cielo, chi venga, noi dichiariamo grandioso è, come un tuono impetuoso, più potente è, grandioso è, chi venga al cielo, noi dichiariamo grandioso è, grandioso. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá e como chuva, 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 chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá e como chuva, chuva, chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus, ei, então clame, então grite, ei, chame por ele, vai chover, vai chover, abra as comportas do céu e vai chover, vai chover, abra as comportas do céu e vai
Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover. Prima di finire questo culto, questo adorarti, noi vogliamo pregare per persone che stanno passando per questo momento di difficoltà, che non vedono soluzioni e che vuoi che Dio rompa le barriere, che Dio apra as comportas dei cieli. Io lo so che esistono persone qua che devono fare un passo oggi di coraggio per ricevere questa forza. Vieni qua davanti che noi pregheremo insieme. Vieni qua davanti che noi pregheremo insieme. Noi dichiareremo che le catene, quello che ti stanno bloccando il miracolo del Signore nella tua vita, cadendo per terra nel nome di Gesù. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, noi pregheremo per te. Vieni qua, noi pregheremo in nome di Gesù. Dove sono le sorelle che vengono a pregare per la Fernanda qua? Sandra, Marinei, puoi venire? Alleluia. Ci sono altri, la sorella Cleo, suo marito. Noi stiamo vivendo un tempo di miracolo e di costruzione del sovrannaturale in questa nazione, in questa chiesa. Noi stiamo sentendo l'odore dei miracoli che stanno arrivando. Noi stiamo sentendo l'odore di ciò che Dio sta facendo. Noi stiamo sentendo l'odore del muovere dello Spirito Santo. E noi dichiariamo, Signore, che ogni porta chiusa, ogni porta che il nemico ha cercato di chiudere, ogni porta che il nemico ha messo un blocco, noi schiacciamo via ogni blocco che il nemico ha messo nel nome di Gesù, Signore. Che loro possano avere forza e coraggio per continuare fino alla fine, che loro possano rimanere fino alla fine, che loro possano continuare fino alla fine, Signore, perché loro hanno ricevuto una parola del Signore, loro hanno ricevuto una parola. Vieni Sandra, aiutarmi a pregare per favore. Loro hanno ricevuto una parola del Signore. Loro hanno ricevuto una parola del Signore. E che ogni debolezza che il nemico cerca di mettere, ogni situazione che il nemico cerca di farli ritornare indietro, ogni passo che il nemico cerca di farli dare indietro, nel nome di Gesù noi dichiariamo. Vieni qua, Cassi. Vieni qua, Cassi. Vieni, Jesus. Sciogli ogni laccio mentre ti adoro. Preghiamo insieme per la Cassi. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ogni blocco del miracolo, Senhor, ogni cosa, Senhor, que está bloqueando, Senhor, agire, Senhor, no Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ogni cosa che il nemico ha alzato, ogni muro, Senhor, che lei possa ricevere questa risposta nel nome di Gesù, Signore. Noi dichiariamo questa vittoria sobre a vita della casa, Signore, vittoria no miracolo della casa, Signore. Questa settimana, Signore, mi ha fatto pregare per lei tutta la settimana, Signore, perché il Signore sta sentendo questi dolori del parto che sta per nascere, Signore. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi dichiariamo, Signore, la vittoria sulla vita della classe, Signore. Noi dichiariamo, Signore, il miracolo che lei racconterà, Gesù. Noi dichiariamo una risposta questa settimana, Padre, una risposta, Signore, una chiamata, Signore, che lei sta aspettando, Padre, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù. Ogni catena, sciogli ogni laccio mentre t'adoro. Fascio ogni verità
Jesus. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifesta. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Tu pode dar um aplauso ao nosso Senhor e Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Jireh, Adonai se manifestará. Amém, amém, aleluia. Shaddai, Jireh, é o John. Adonai se manifestará. Aleluia. Que hoje o Senhor possa rinnovar le nostre forze, darci coraggio per proseguire, per andare fino alla fine, per combattere. Questo è il messaggio di Dio per noi oggi. Aleluia. Aleluia. Anche il suono ha concordato, amém? Amém? Pode acendere le luci. Se c'è qualcuno che ha fatto compleanno questa settimana, puoi venire qua. Qualcuno ha fatto il compleanno? Nessuno? Eccola qui, che non ci ha invitato per il suo compleanno. Amém? Amém? Qualcun altro ha fatto il compleanno? Tu hai fatto il compleanno questa settimana? No? Amém? Preghiamo per la Stephanie. Amém? Alza la tua mano in direzione a lei. Padre, noi preghiamo per la tua figlia, Signore, per questo nuovo inizio di anno che il Signore sta donando a lei, Signore. Padre, noi dichiariamo, Signore, che ogni suo passo di quest'anno, Signore, lei camminerà con te, Signore, seguirà, Signore, con te, Signore, che il Signore possa benedire, Signore, ogni cosa che lei farà, il suo andare, il suo tornare, Signore, il suo lavoro, Signore, dà-lhe la direzione giusta, Signore, e non lasciare andare, Signore, e non lasciare fare niente che non è la tua volontà, Signore. Noi benediciamo la vita della Stephanie, benediciamo il suo anno, Signore, che sia pieno di benedizioni, Signore, nel nome di Gesù. Amém? Canta auguri a te, parabéns pra você. Muitos anos de Amém? Amém? Amém, che Dio benedica la vostra settimana, la vostra casa, la vostra famiglia e tutto quello che farete questa settimana sarà benedito nel nome di Gesù. E in quanti siamo? Amém!